Pronto? Buongiorno, Jonathan. Siamo rosso-azzurri, siamo troppo bessi. Siamo rosso-azzurri, siamo troppo bessi. Sì, poi c'era il codino che però, grazie a Dio, non lo diciamo più, ti ricordi quello? Allicamastice si è ribattuto, no? Perché Allicamastice ha deciso che non si arruola più, bene. Allicamastice, sei mio fratello. Ecco, sono contento, ma non tanto per il fatto che non si arruoli, che come dicevamo ieri è una situazione, una cosa abbastanza nobile, quanto per il fatto che insomma lui aveva una idea un po' distorta del servizio militare in generale. Ma non è che non si arruola perché non ci vuole il rito, perché come ci vicino l'analisi stavano attaccando, effettivamente allucinante. Chissà cosa hanno trovato in quelle urine. Io voglio dire un fenno. No, ma perché dici questo? Ma perché? Si diverti ma ma che si diverte? Ma insomma, fatto che non c'è tu mandare a nudo da domani perché davo fuoco non manca, troppo bello. E poi un bello ci sono tutti gli amici miei, tutti i miei compagni, tutti dai, ma a finire, vabbè, però insomma è pur sempre un inferno. E poi noi ci paradiso ci finiamo tutti i siri, Ma davvero? Quando siamo troppo pesci. Ma no, ma che c'entra? Ma che c'entra? Troppo bella, mi consumiamo per festeggiare il mare che lì Allicamastici non si picchiamo. Ecco. Festeggiamo che è bello. Rullo Magic, ha portato la torta, immagino. Rullo Magic, numero uno. Ha portato la torta, Rullo Magic. Quale torta, Portavo belle candele, ho giocato. Bene, le candele, sai, sì, me le ricordo. Hai presente quelle candele carine, quelle che si spegnevano e poi si riaccendevano? Sì, si aggiungono e si studiano male su perdi tempo. Se non perdi tempo non si studiano mai. Ma che candele sono? Vabbè, candele che girano, hanno girare sempre, girano. Queste moderne, ho capito, sì, queste che si acquistano anche per le feste dei bambini. La torta chi l'ha portata? Quali torta? Quali torta? Tu sei pazzo, c'era Foresta Nera, ma non era torta, quali torta? Vabbè. Troppo bello, una festa senza torta, può anche andare. Sì, ero talmente pessi, io mi devo dire a casa dell'Allicamastice, Allicamastice a casa di Rullo Magic, Rullo Magic a casa di Cicciolio, Cicciolio a casa di Luca e Andrea, Gemelli De Pino, non mi scami i casi. Non oso immaginare i vostri genitori questa mattina quando vi hanno svegliato. Stamattina quando mi ero svegliato a Macci dell'Allicamastice e mi visti, dici ma come ci hai combinato? E ci dici mamma, ma anche tu come ci hai combinato? Ma così, ma così. Stiamo parlando non da panza. Ma davvero? No. E hai avuto notizie invece del risveglio traumatico di Allicamastice? No, ancora non so niente. L'economia a stura sarà chiuso in garage, mi faccio quando si incazza di chiudere in garage. Oltre un certo orario, ho capito. Ma non è che di chiudere in garage solo, con Pitbull. Dentro o fuori? Solo con Pitbull, la mia amica conosce, Allicamastice non conosce. Allicamastice! Se sei rimasto ancora vivo, sei numero uno. Anche perché da quello che mi raccontavi qualche tempo fa hai un pitbull troppo messo. Troppo consumato. Come pitbull si chiama Bobby. Bobby Malley, è numero uno. Bobby. Mi sente? Bello, un bel nome. Guarda, questa sera ho già preso un altro impegno, poi io non sono un appassionato di calcio, ma poi guarda, non ci vuoi. Ascoltami, con tutto il rispetto, se dovessi decidere di andare allo stadio, adesso non prendertela a male, ci vado con, che ne so, il mio amico Antonio Carreca, per esempio. È un giornalista. Napoli. No. Careca, si chiama Carreca invece. Ci vado con Luca Allegra, che anche lui un giornalista, ci vado con altri amici, insomma, adesso tutto il rispetto. Mi sta finendo. No, potrei anche venire, però insomma temo che poi vedere la partita possa prendere una piaga differente rispetto una piega, si dice una piega. Una piaga differente. Si dice una piega. Vabbè. Comunque, ti voglio assicurare una cosa. Allicamastice è talmente bravo, che piega non ne picchia mai. È bello, preciso. Perché prende la piaga
appunto. Pare, ci vieni? Guarda, siamo rossazzurri, troppo pessi. Ci penso un po', vedo anche se posso rimandare l'impegno che ho già preso e poi magari ti faccio sapere. Oh, mare! Ma io non ho come fartelo sapere, però. Su fili fumo, non sui fumogeni, siamo io e ecco. Immaginavo. Quindi per questo non voglio partecipare con voi alla partita. Ma che diverti. Guarda, io già sopporto poco i fumogeni, quelli diciamo consueti, quelli normali. Figuriamoci poi. Se arrivo con l'uno in da notte. Sì. Ci mettevo un po' di sostanza, mare. Ma che cosa? Ma che dici? Ma che dici? Ma la vuoi smettere? Ma che sostanza? Ma smettila. No, guarda, a questo punto ho deciso, è definitiva la mia decisione, la possiamo anche accendere se vuoi. Io non vengo con voi, mi spiace. Mare, se c'è da accendere io ci sono sempre, lo sapevo che dicevi così. Guarda, se tieni te la facciamo accendere a te. No, ma accesa è la mia scelta definitiva, capito? Ma che ma io ci credo, ma guarda, ti assicuro che posso farne tranquillamente a meno. Oh, mare, però a meno tifo per Catania, no? A meno tifo per il Catania. Siamo rossazzurri, siamo cioppo pessi. Va bene. Ma lì c'è, sì, cioppo consumato.